permetto di aprire anche facendo gli onori di casa, visto che sono sindaco in questo comune. Ringrazio anche ovviamente tutti quelli della nostra comunità che hanno voluto accettare l'invito. Mi permetto di portare anche il saluto del Presidente Tondo, che avrebbe dovuto essere con noi in questa sera, in questo incontro con la cittadinanza. Purtroppo nel pomeriggio la sua segreteria mi ha avvertito che l'incontro a Trieste sicuramente sarebbe stato ritardato, di quel tanto che ha fatto sì che l'appuntamento per questa sera purtroppo con lui si è dovuto annullare. Ovviamente questo non significa che non abbiamo un ospite illustre come l'onorevole Giacomo Stucchi, che è il vice segretario federale della Lega Nord, movimento al quale ovviamente appartiene anche il sottoscritto, che abbiamo avuto il piacere già di ospitare, di avere il nostro ospite nella giornata di sabato, accompagnava l'onorevole Roberto Maroni, nostro segretario federale, che ha avuto il piacere di pranzare nel comune di Dolegna del Coglio. E devo ringraziare anche il segretario provinciale della Lega Nord di Gorizia, Walter Seppuca, che è prezioso e indispensabile per il lavoro di campagna elettorale che stiamo facendo in questo momento. E il sottoscritto si presenta anche in qualità, visto che siamo nel comune che rappresento, in qualità di candidato alle elezioni regionali, nelle file ovviamente della Lega Nord, e a sostegno del presidente uscente e speriamo entrante, anzi senza speriamo, sicuramente rientrante Renzo Tondo, per la coalizione di centrodestra. Detto questo, io chiederei all'onorevole Giacomo Stucchi di portare un saluto, e poi questa serata noi vorremmo impostarla in maniera diciamo discorsiva, in una sorta di dibattito, di confronto. Avremo piacere, abbiamo rappresentanti anche del nostro territorio, rappresentanti delle aziende vitivinicole, rappresentanti che ci ospitano del settore ristorativo e dell'ospitalità, dell'accoglienza, che è un elemento caratterizzante nel Coglio, se posso dirlo con un pizzico di orgoglio. Quindi gli argomenti, diciamo, su cui dibattere ce ne sono, ovviamente magari collegandosi a quelli che sono i punti fermi, capisaldi del programma non solo di coalizione per le prossime elezioni regionali, ma anche del programma ovviamente della Lega Nord e i principi e gli obiettivi della Lega Nord. Prima di far parlare Giacomo, mi sembra giusto portare un saluto anche a Walter in qualità di segretario provinciale. Grazie, grazie Paolo. È un onore essere qui in queste zone, speriamo ci siano non regionali, altre campagne elettorali, perché il vino e l'enogastronomia in genere in questa zona è da invidiarla, e quindi essere venuto qui 2 volte in pochi giorni è veramente, anzi magari la chiusura anche sarebbe un'altra occasione, no? Questo per i prodotti che ho notato, ho visto, Diego mi ha spiegato, prodotti da valorizzare, e sicuramente una delle risorse che la nostra regione deve tenerne conto, deve aprirla, deve farla conoscere di più, anche se non perché è del mio movimento, ma avete un sindaco meraviglioso che io sono convinto lavori bene sul territorio. Sono doppiamente contento che si è presentato, e quando mi ha chiesto ha accettato immediatamente, candidato alle regionali. Quindi avere un Diego Bernardis per la vostra zona in regione è un bene per voi, ma è un bene anche per la Lega, perché è uno di animo aperto, uno che si è sempre interessato dei problemi del lavoro, del rilancio della regione, senza una fede propria ma aperta. E quindi auguro a Diego, ma veramente di cuore, di averlo con il 23 consigliere regionale. Grazie.
l'avete sentita. Buonasera a tutti, perché non sono Papa Francesco, dice buonasera, non si affaccia, però è questione di educazione. Come prima cosa vi dico, lui è bravo, lo conoscete, l'avete sentito, lo dicono anche tanti all'interno del movimento e anche all'esterno del movimento, quindi mi spiace dirvelo, ma probabilmente vi dovrete preparare a perdere un sindaco, perché sapete che c'è l'incompatibilità. No, ti blocco, se mi permetti, così chiariamo subito anche per i miei concittadini. Il comune di Dolina del Coglio è al di sotto dei 3.000 abitanti, quindi non c'è l'incompatibilità. Voi siete, ammetto la mia ignoranza, perché purtroppo noi in Lombardia invece abbiamo questa legge che impedisce a un sindaco anche di un comune piccolo, addirittura un assessore di un comune piccolo, di diventare consigliere regionale, o meglio, una volta eletto consigliere regionale gli impone di scegliere tra la nuova carica e quella vecchia, e quindi scatta la questione di incompatibilità. Da questo punto di vista allora avete un doppio vantaggio, un doppio motivo per votare Diego, perché avendo la possibilità di operare direttamente all'interno della regione per difendere gli interessi di un territorio come il vostro, importante, particolare, perché tutti i territori hanno le proprie peculiarità, è giusto che prima di tutto si guardi in casa, si guardi a chi può risolvere i problemi che tutti noi viviamo quotidianamente. Io li vivo in un'altra realtà territoriale e non sono sicuramente io che devo venire qua a insegnarvi cosa deve essere fatta per questa zona, siete voi che la vivete, che la amate, che contribuite al suo sviluppo e anche alla tutela dei valori di riferimento della vostra comunità, che dovete impegnarvi in prima persona e che sapete quindi cosa deve essere fatto. Siete voi che dovete trovare gli interpreti di questa strada, e sicuramente quando avete scelto un sindaco e lo avete scelto come sindaco della vostra comunità, avete immaginato che quella fosse la persona giusta per poter seguire questo percorso. E il percorso può avere vari livelli, c'è quello comunale, c'è quello provinciale, perché voi avete ancora fortuna di avere le province in Friuli Venezia Giulia, e c'è il percorso regionale, che detto francamente è forse il percorso che dà più soddisfazioni, perché io è vero che sono parlamentare, però quando sono stato in Regione Lombardia l'ultima volta lunedì scorso, per 2 volte per affrontare problemi seri di 2 aziende con centinaia di dipendenti, quando sono uscito dopo il secondo incontro la sera alle 7, scendendo da Palazzo Lombardia, nuova sede della regione, ho detto ma forse ho fatto una cazzata, forse era meglio che alle scorse elezioni, al posto di decidere, di scegliere di andare al Parlamento centrale, sarebbe stato meglio scegliere di candidarsi alle regionali, per poter contribuire in modo diretto e non indiretto, come invece può fare un parlamentare, ad affrontare i problemi a livello regionale, perché anche nelle regioni a statuto ordinario c'è la possibilità di fare un qualcosa, non così tanto come quelle a statuto speciale, per aiutare la propria gente, ma lo fai in modo diretto, un po' come nel comune, quando il consigliere può andare dal sindaco subito e dire guarda che c'è questo problema, guarda che c'è quest'altro problema, e quando la competenza è comunale, se ci sono i fondi, se non c'è quel maledetto patto di stabilità che rompe le palle, diciamolo pure, utilizzando un termine un po' forte, per chi deve amministrare, perché se hai i soldi in cassa non li puoi spendere per dare risposte ai tuoi cittadini, puoi dare quella risposta che il cittadino è venuto a porti e rappresenta un problema magari importante all'interno della sua vita quotidiana nella comunità dove appunto vive, dove appunto lavora. E quindi il sindaco ha questo vantaggio di poter agire, il consigliere allo stesso modo ha questo vantaggio di interagire con il sindaco, il consigliere regionale ha il vantaggio di poter interagire con gli assessori e con il presidente della regione per le rispettive competenze. Questo vi può far capire quale può essere, diciamo così, l'importanza di avere un rappresentante del territorio che sia battagliero, ma soprattutto che ci metta la faccia. Uno che ha fatto il sindaco penso che non abbia nessun problema ad esporsi in prima persona anche nei prossimi anni, perché sa già
fatica a volte ci vuole per affrontare certi problemi, e soprattutto sa già che per affrontare certi problemi e risolverli bisogna giocare a partita in prima persona e bisogna metterci la faccia costantemente, accettare delle sfide che a volte possono sembrare difficili, quasi impossibili, ma vanno giocate se uno ci crede veramente, se uno pensa che quella sia la strada giusta che deve essere perseguita. Quindi un impegno non di poco conto. Fare le campagne elettorali è piacevole perché lo fai parlando alla gente, parlando dei problemi che ci sono e ascoltando quali possono essere le preoccupazioni. In questo momento, diciamo così, particolare per quanto riguarda la situazione drammatica di crisi, di livello occupazionale che si sta vivendo, ma di situazione economica sicuramente molto delicata, è un po' meno piacevole. Ma se tu lo fai con, diciamo così, quella convinzione, quella forza che ti deriva dall'operare per difendere prioritariamente gli interessi della tua gente, sapendo che la tua gente la pensa allo stesso modo, sapendo che la tua gente ti chiede di fare quello, allora diventa un attimino più leggero, perché comunque l'impegno è gravoso e soprattutto il compito poi sarà di rilievo, sarà oneroso. Io dico sempre che quando si fa la campagna elettorale si gioca una partita con l'obiettivo di vincerla, però il giorno in cui l'hai vinta festeggi forse quella sera, il giorno dopo inizi a grattarti la testa e a dire qua sono tutti questi problemi, come facciamo a risolverli? Quindi il giorno per festeggiare è solamente la sera dei risultati elettorali, perché vinceremo naturalmente e mi auguro veramente che si possa trovare un rappresentante come Dio in questo territorio in regione, però dal giorno dopo si comincia a lavorare e soprattutto si comincia a lavorare in modo fattivo e costruttivo se diciamo così, ad essere chiamate a ricoprire certi incarichi sono delle persone che hanno già un'esperienza amministrativa, che sanno già, tra virgolette, come muoversi, che conoscono la macchina pubblica, perché conoscono come ci si, diciamo così, muove all'interno di certi ambiti, perché da sindaco sicuramente rapporti con la regione ne ha avuti, ne ha tenuti parecchi, quindi bene o male si sa già dove si deve andare a toccare, dove si può andare ad incidere. E da sindaco potrai anche fare una cosa ben più pesante, che sarà quella di mettere sul piatto la rappresentatività di un territorio, cosa che magari altri candidati non possono assolutamente fare. Questo è importante, perché rappresentare un territorio vuol dire rappresentare una serie di soggetti comunitari che non sono solo il sindaco, i consiglieri e gli assessori, sono tutti coloro che vivono nella comunità, sono i commercianti, sono gli artigiani, sono i pensionati, l'associazione di volontariato, sono tutte quelle realtà che hanno delle interlocuzioni quotidiane con l'amministrazione comunale e che rappresentano la vera essenza dei nostri territori, perché diciamo così, noi abbiamo un modo di vivere che cerca di guardare anche al di fuori del proprio ambito familiare e cerca, con quella solidarietà che caratterizza la nostra gente, le nostre genti, le nostre comunità, di poter interagire per darci una mano a risolvere tanti problemi. Quindi i soggetti comunitari tutti assieme rappresentano la vera forza di una comunità friulana, non toscana come il tizio che è entrato adesso, che però è una brava persona pur essendo toscano, e è venuto a vivere in Friuli Venezia Giulia perché ha capito che qui c'è la vera essenza e c'è il vero vino buono, non quello toscano, scherza, è un amico. E quindi dicevo, i soggetti comunitari sono coloro che possono aiutare al meglio una persona a svolgere il proprio ruolo quando viene chiamato a fare il sindaco piuttosto che il consigliere regionale. Tu avrai una grande sfida quando sarai, non dico se, come dice Maroni facendo il suo giochino, se sarò eletto, fermo, quando sarò presidente della regione, quindi quando sarai consigliere regionale avrai una grossa responsabilità, che sarà quella di trovare il tempo di essere sempre presente sul territorio, di parlare con le persone che ti hanno sostenuto e ti sostengono in questa difficile sfida, perché è troppo facile. In altre occasioni, proprio in questa campagna elettorale, mi è stato sottolineato questo aspetto. È troppo facile prendere le preferenze e poi non farsi più vedere. Non è sicuramente una caratteristica che appartiene a un sindaco, perché essendo sempre presente sul territorio queste cose non avvengono.
ma la sfida che noi abbiamo, l'ho detto anche a Trieste, è doppia. Da una parte c'è la sfida classica che tutti chiedono come esame del sangue la Lega, che è quella dell'onestà, ma la seconda sfida, secondo esame del sangue, è quello del metterci la faccia, del giocare la partita, per essere sempre presente, per cercare di risolvere i problemi che ci sono. Poi i miracoli non li fa nessuno, però sappiamo che affrontando le cose in modo pragmatico, con quello spirito molto concreto, con quella concretezza che caratterizza la nostra gente, tante cose possono fare, senza aspettare che nessuno ci regali nulla, ma ben sapendo che quello che abbiamo, quello che voi avete, che tutte le nostre comunità hanno, è stato costruito nel tempo col sacrificio da parte di tutti, delle generazioni passate e delle generazioni presenti, che dovremmo cercare di preservarlo al massimo per portarlo alle generazioni future. Questo è, diciamo così, uno degli obiettivi che ci sono all'interno della proposta politica della Lega, che poi viene declinata in tanti aspetti, perché anche il discorso del 75% almeno delle imposte che devono venire sul territorio rientra all'interno di questo contesto. Vuol dire trattenere sul territorio quelle risorse necessarie per poter dare delle risposte prioritariamente alla nostra gente, senza negare comunque la possibilità di aiutare chi merita di essere aiutato, non sicuramente tutti in modo indiscriminato. Un'altra cosa che diciamo così, viene irrisa da parte delle forze politiche avversarie è il progetto di macroregione, ma guardate che il progetto di macroregione, io lo ricordo sempre, nasce da una serie di discussioni fatte con Maroni, con Zaia, con Cota, con Salvini, con Giorgetti, all'interno di una sorta di forum che si riuniva una volta ogni 2 settimane, e per tutta la giornata si stava lì a confrontarsi sulle varie, per voi, per la vostra rappresentanza c'era Massimiliano Fedriga, si stava lì a confrontarsi sulle varie, diciamo così, proposte politiche, le varie tematiche che dovevano essere, secondo noi, portate all'attenzione della gente, soprattutto per la loro valenza, per il loro contenuto, per quello che potevano rappresentare come stimolo per, diciamo così, dire alla gente questa è la strada che deve essere seguita. E il ragionamento sulla macro regione nasce proprio partendo dall'analisi delle specificità, delle peculiarità delle regioni Friuli Venezia Giulia. Cioè abbiamo detto, noi non possiamo pensare a una macro regione che imponga a uno dei 4 di fare un passo indietro rispetto a quello che hanno oggi, perché noi da Lombardi, da partire dal 56, 59, quello che è arrivare al 65 sarebbe già stato sufficiente, no? Magari. E poi abbiamo detto no, almeno 70%, perché? Perché il Friuli ai tempi loro arrivava, applicando tutte le normative di attuazione delle leggi costituzionali, poteva arrivare al 70%. E allora abbiamo detto, perché penalizzare il Friuli? 75%, scusate, dico 70% perché era la percentuale che arrivava al Friuli ai tempi. Il 75% perché diventa un obiettivo che stimola tutte le regioni a statuto ordinario, ma soprattutto quell'almeno messo davanti al 75% permette a tutte le altre regioni, in modo particolare la regione Friuli Venezia Giulia, di pensare a fare una rincorsa a un qualcosa in più, magari guardando delle regioni che non sono molto distanti dalla zona dove ci troviamo, guardando a Trentino, guardando esperienze positive, perché qui avete dimostrato una cosa, e poi chiudo veramente perché mi piacerebbe confrontarmi su alcuni temi anche di politica nazionale. Qui avete dimostrato una cosa, che l'autonomia, se gestita bene, porta risultati. Se l'autonomia con le risorse che rimangono sul territorio, diciamo così, porta dei risultati, è perché qui c'è un modo di governare che è diverso rispetto ad altre realtà territoriali, perché qui si dice noi siamo orgogliosi di appartenere, come del resto lo sono anch'io, alla propria comunità, alla mia comunità, né migliori né peggiori di altri, lasciateci governare e vi dimostriamo con i risultati quello che siamo in grado di fare. Voi avete avuto la possibilità di poterlo in parte fare, non completamente, però questo testimonia anche quanto vanno a dire i nostri colleghi siciliani quando dicono che l'autonomia è stata la rovina della loro regione, perché ha permesso la nascita della mafia, di tutto il resto, di tutte quelle mangerie che ci sono in quei territori. Loro dicono una falsità, dicono una cosa sbagliata, perché non è stata l'autonomia che, se avessimo avuto noi, quella che ci permette di trattenere, come è scritto nel loro statuto, il 100% delle imposte pagate dai cittadini, a rovinare loro,
ma è stata una mentalità diversa dalla nostra, ripeto, non dico migliore o peggiore, dico che io sono orgoglioso di avere la mia mentalità, la mia comunità, sono sicuro che voi siete orgogliosi del vostro modo di essere, del vostro modo di vivere. Quindi quel tipo di mentalità ha rovinato una regione e l'ha portata ad essere oggi una delle regioni a rischio default. Noi invece abbiamo dimostrato, voi avete dimostrato in questa regione che se l'autonomia la si sa utilizzare al meglio i risultati vengono. Quindi perché non accettare la sfida di rilanciare? Io dico ogni volta che mi trovo negli incontri pubblici che magari con qualche sparring partner, definiamolo così, del centro-sinistra, che a prescindere dalla colorazione politica di un'amministrazione tutti dovrebbero guardare a tutelare prioritariamente gli interessi della propria gente, come approvando quelle proposte che permettono innanzitutto di avere le risorse per poter soddisfare i bisogni della vita quotidiana delle comunità che si è chiamate ad amministrare. Questa è una cosa su cui tutti dovremmo essere d'accordo. E invece qualcuno che magari viene candidata al centro-sinistra, che viene da Roma, su queste cose non ci vede, poi addirittura non ci sente, oppure pensiamo a qualcuno che dice dall'altra parte, candidato anche lui presidente, che dice che la specialità è una cosa che non serve, addirittura il loro guru nazionale dice che le regioni a istituto speciale debbono essere cancellate. Quindi quando si va a votare, e chiudo veramente, pensate a tutto questo, pensate al fatto che ci sono uomini che le comunità le conoscono bene, le vivono, che ci hanno messo la faccia e non hanno problemi a continuare a mettersela. Pensate che ci sono uomini che hanno dimostrato di saper fare quando amministrano, hanno dimostrato quello che sono, e voi tutti conoscete praticamente nella propria vita quotidiana quello che è stato fatto finora, ma che ben difficilmente, perché eletti a un altro livello istituzionale, cambieranno. Continueranno ad essere quello che sono, continueranno, se hanno fatto bene, a fare bene ad altri livelli istituzionali, e soprattutto continueranno a seguire la filosofia che ci guida da tanti anni, cioè per ricercare quell'autonomia, quell'essere padrone a casa nostra, quella voglia di dare risposta alla nostra gente che ha permesso alla Lega di nascere, di affermarsi e di superare anche momenti difficili. L'anno scorso eravamo dati all'1% circa, abbiamo dopo tutti i casini del Trota, del sito, tutto il resto, tutte quelle cose che la gente ci ha rinfacciato in campagna elettorale, però una cosa è chiara, Trota, del sito, tutto il resto appartengono al passato. La vera Lega è fatta di persone come Diego, come Walter, come tanti di voi che sono iscritti o che sostengono il movimento e che non meritano di essere rovinati da 4 grattaculi che hanno fatto di tutto e di più all'interno del movimento. Quelle persone oggi non ci sono più, quelle persone sono state allontanate perché la vera Lega è fatta da tante brave persone che credono in ideali, credono nella possibilità di cambiare le cose e hanno la volontà di continuare a perseguire le strade quando queste portano risultati positivi. Mi fermo qui, grazie ancora per l'invito, in bocca al lupo a Diego e soprattutto sostenetelo. Della presenza di Giacomo, però per ovviamente confrontarci anche con chi è presente, con chi è venuto su certi argomenti. Basta difendere un bicchiere d'acqua? Sì, prego. Mi corre anche l'obbligo, ovviamente. Tu parlavi prima di squadra, ovviamente è giusto che io ricordi, come giustamente ricorda anche il mio segretario, che per la provincia e per il collegio di Gorizia in realtà noi siamo una squadra di 5 candidati, perché ci sono 5 seggi a disposizione che potete vedere nel manifesto, quindi questa sera il sottoscritto è presente, non ci sono gli altri candidati, ma è giusto che io ricordi: c'è il candidato Franco Zotti, c'è il candidato Maria Luisa Bevilacqua, il candidato Giancarlo Serafini e il candidato Anna Culotto, oltre ovviamente al sottoscritto. Questa è la squadra che la Lega Nord ha messo in campo a sostegno del candidato presidente Renzo Tordo come Lega Nord e all'interno della coalizione di centrodestra. Mi corre anche l'obbligo di dirti che qua nella platea ci sono ovviamente vari rappresentanti, amici e militanti della Lega, ma anche vari rappresentanti che avevamo invitato questa sera del mio territorio comunale. Ci sono ovviamente tante aziende presenti che ringrazio, c'era fino a poco fa, mi pare che ci ha lasciato un attimino
un candidato consigliere regionale sempre all'interno del movimento della Lega, che è il vice sindaco di Corno di Rosazzo, che però corre nel collegio elettorale della provincia di Udine. Ci sono anche altri amministratori, come l'amministratore, vediamo se la vedo, la vice sindaco del comune, ecco, di Prepotto, limitrofo. Ecco, quindi ci sono varie esperienze, vari, diciamo, portatori di interessi all'interno soggetti comunitari all'interno di questa platea. Per quanto riguarda il territorio di Olegna del Coglio, ma anche il territorio ovviamente più ampio del Coglio Goriziano, ovviamente elemento trainante, elemento dal punto di vista economico che porta ricchezza, tra virgolette, forse adesso un po' meno, è ovviamente l'imprenditoria vitivinicola e l'imprenditoria a livello di ristorazione, di esercizi che ovviamente fanno un certo tipo di attività. In questo senso, per quanto riguarda soprattutto la nostra comunità, noi sentiamo che e ci aspettiamo ovviamente dal nuovo governo regionale un sostegno, ovviamente magari anche degli incentivi a questo tipo di settore, al settore dell'agricoltura, al settore della ristorazione e ovviamente ci aspettiamo anche dal movimento della Lega che noi in questo caso rappresentiamo una vicinanza come è già stata ovviamente in passato, soprattutto quando il ministro dell'agricoltura era l'attuale governatore e nostro ovviamente super rappresentante Luca Zaia, però ovviamente su questi argomenti ci aspettiamo un qualcosa in più. Il sottoscritto in questi giorni, mi piacerebbe ricordarlo, ha lanciato un'idea che è stata proposta oltretutto ha avuto modo di discuterne già parecchio tempo fa da un'imprenditrice che è qui presente, che è Marina Sgubin di Scriò, che è un'idea proprio che porterebbe ovviamente un qualcosa in più al territorio, ovvero quella di, è un sogno nel cassetto, lo dico apertamente, quella di valorizzare ancora di più tutto il territorio del Coglio proponendolo come patrimonio dell'UNESCO, agganciandolo a quello che è il territorio del Coglio oltre confine, perché il territorio del Coglio noi sappiamo che è solo per un quarto più o meno, queste sono le proporzioni in territorio italiano, e agganciandoci con lo Stato della vicina Repubblica Slovena e soprattutto con il territorio del comune qui di Ripettaio, del comune di Brda, che oltretutto in sloveno significa Coglio, si potrebbe proporre questa candidatura che se non erro in Piemonte, quindi in una regione governata dalla Lega, dal governatore Roberto Cota, stanno già cercando di proporre, o perlomeno hanno avviato un determinato percorso per quanto riguarda le Langhe e il Roero. Però in quel contesto lì loro parlano solo di patrimonio rurale paesaggistico legato ovviamente a quel tipo di territorio, senza agganciarlo a un altro territorio confinante, quindi questo potrebbe diventare un valore aggiunto in questo caso. Ecco, questo è uno spunto per dare degli spunti pratici, concreti. Quindi volevo chiedere anche a te, a livello nazionale, a livello di Lega, ai più alti, diciamo, livelli delle nostre rappresentanze, c'è in questo senso, visto che anche in passato abbiamo fatto tanto, per esempio mi viene in mente il discorso del quote latte, anche ad esempio, o di quelli che erano i rapporti sempre per le politiche agricole comunitarie del ministro, sempre mi ricollego a Zaia. C'è qualcosa che si può fare in più, c'è qualcosa che possiamo proporre in più, c'è qualcosa che anche per la regione Friuli Venezia Giulia, nel momento in cui ci troveremo a governare, possiamo fare in questo ambito, nel settore quindi dell'agricoltura, nel settore turistico e nel settore della promozione territoriale? Bella domanda, Non volevo metterti No, non sono difficoltà, guarda, detto francamente, dico come la penso. Prima di tutto dovete dotare lui di un bello spillone, perché così quando andrà in regione andrà, come dice lui, a sollecitare anzi, però in modo delicato, no? Tutte le persone che sono competenti per un certo tipo di settori e di problematiche, e quindi mandando te in regione come consigliere con lo spillone si inizieranno ad affrontare e risolvere un po' di
gravissima, che è quella della crisi economica, della crisi occupazionale, ed è questo che la gente ci chiede oggi. Chiudo con una cosa: poi forse qualcuno di voi sarà rimasto così perplesso quando io, Maroni e altri siamo usciti dicendo serve un governo a questo paese, serve che ci sia un governo centrale, mettiamoci d'accordo sulle cose che devono essere fatte, perché possiamo tornare a votare. Se torniamo a votare probabilmente vince il centrodestra, ma vince il centrodestra alla Camera e al Senato non sappiamo cosa succede. Cosa cambierebbe tra quella situazione che c'è adesso e una situazione in cui alla Camera c'è una maggioranza di centrodestra e al Senato c'è ancora l'ingovernabilità? Sostanzialmente nulla, però verrebbero spesi soldi inutilmente, si perderebbe tantissimo tempo che in questo momento non possiamo permetterci di spendere. Nessuno di noi viaggia con la fotografia di Bersani sul cruscotto della macchina e nemmeno quella di Berlusconi probabilmente, però sappiamo tutti che in certi momenti è necessario, per affrontare i problemi del paese che sono drammatici, trovare le cose che uniscono, trovare i punti di convergenza, non le cose che separano. Poi tra 2 anni, quando ci saranno le elezioni regionali, ci presenteremo agli elettori ancora separatamente, per carità, ma in questo momento, tra 2 o 3 anni, fatte anche le riforme costituzionali, perché è necessario fare pure quelle, in questo momento non c'è nessun'altra alternativa. Lo ripeto, è un sacrificio anche per noi. Quelli là, quelli del PD, continuano a dire: se faccio l'alleanza con Berlusconi non prendo più un voto. Va bene, ma non è che se noi facciamo l'alleanza col PD i nostri elettori sorridono, però un minimo di razionalità, un minimo di logica nel fare una scelta guardando a quella che è la realtà, quindi la sorta di realpolitik, serve. Chiediamo un sacrificio anche noi alla nostra gente, ma lo facciamo sapendo che questa è l'unica strada che possiamo percorrere. Dopodiché, ragazzi, se vogliamo giocare a disfare tutto, buttiamo un grido e abbiamo risolto i problemi. Non è questa la caratteristica primaria della nostra gente, non è questo il modo di vivere, di fare le scelte pragmatiche della nostra gente. Noi abbiamo uno spirito, se vogliamo, un po' calvinista, no? che ci deriva da tanti anni della nostra storia e tanti passaggi storici. Siamo qui, lavoriamo concretamente, in modo pragmatico cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile, guardiamo, ripeto, i punti che uniscono e evitiamo ogni volta di stare lì a dire sì, ma tu però il muro di Berlino è crollato, facciamo crollare anche il muro di Ventola per il paese dove abita Bersani. Onorevole Giacomo Stucchi, adesso fermatevi qua che facciamo un brindisi assieme e magari mangiamo anche qualcosina. Grazie a voi.